drago Tarantasio, poi il dragone lucente e il drago di Cauria, che quelli di Primiero conoscono bene. 3 dei 5 draghi del Veneto compaiono tra le pagine di Ezzelino e il libro del comando, un romanzo storico, guida turistica del presente insieme, che conduce il lettore a scoprire luoghi inediti delle terre venete attraverso le vicende degli Ezzelini, Signoria 1.0. Ezzelino e il libro del comando si possono scoprire dei siti andati dimenticati, e anche si può vedere il mondo con occhi diversi, il mondo della fantasia, la fantasia popolare tramandata di padre in figlio attraverso il libro parlato del Filò. E capitolo dopo capitolo si conoscono le origini, antiche e tutte venete, di simboli e modi di dire oramai patrimonio del mondo. Si pensi al contare le pecore per addormentarsi, o il cane nero a 6 zampe, simbolo dell'Eni, Biscione Visconteo, ovvero Tarantasio, figlio mitologico di Ezzelino. Si parla di valorizzare tutto questo patrimonio, queste figure dell'immaginario collettivo, pertanto le anguane, le ninfe d'acqua, le fade, una tipologia di fate, i salbanei, i sanguanei, i folletti dispettosi dei boschi. Figure raccontate anche con la matita di un giovane artista. Mi sono ispirato ai fumetti Marvel, che sono la mia passione fin dall'adolescenza, e dall'infanzia ai film della Disney Pixar. Come Steve Ditko disegnava Spider-Man nei cieli di New York, io ho disegnato Ezzelino nell'invisibile Veneto.